La prima domanda, ci sarete anche voi? Saremo anche noi a sostenere i comitati che partecipano a questa manifestazione, certamente. Ma questi comitati, di questi comitati fanno parte i vari partiti, le varie anime, Patria Furlane, Parlamento Furlan, Movimento Friuli. Se vogliamo essere tecnici, diciamo che questo è un momento... È il sindaco di Rivignano che chiama a raccolta. Esattamente. Questo è un momento molto importante per i comitati che difendono gli ospedali, che difendono l'acqua, che difendono anche, diciamo, la costituzione di questa regione autonoma. Quindi più che un discorso politico, un discorso di comitati. Un discorso Ma qual è l'obiettivo? Beh, sicuramente rivendicare il diritto del popolo di poter manifestare la propria volontà nel chiedere alcune cose alla Giunta regionale che la Giunta regionale pochi mesi fa ha assolutamente proibito. Infatti avevano chiesto di fare un referendum per chiedere la separazione della città di Trieste dal Friuli, di mantenere gli ospedali, eccetera, e la Giunta ha detto no, non si può fare il referendum perché è troppo pericoloso, quindi una mancanza assoluta di democrazia. Giustamente i comitati chiedono che possiamo votare. Ma perché non trovate, mi tolgo una curiosità, sì, la quadra? Perché non trovate una via univoca? Perché Roma imperava dividendo. È vero. Mi pare che la stessa cosa capiti anche qui, dividi ed impera, dicevano. Il Movimento Friuli non si capisce bene che fine ha fatto, è rimasto il logo, ma a questo punto ci sono ancora friulanisti veri, autonomisti, o ci sono solamente varie fazioni che si scontrano un con l'altro? Allora, la parola friulanisti è un po' brutta, è difficile da definire, sicuramente autonomisti. No, ce n'è e in questo friulanisti uno chiama anche il Friuli, inteso come Friuli, la patria del Friuli. Va bene, allora facciamolo passare, però diciamo io la guarderei come autonomisti, nel senso una cosa pratica. Ce n'è e in questi ultimi anni c'è una riscoperta di questa necessità di difendere la propria patria. È vero, ci sono tanti gruppi, però la maggior parte sono gruppi che fanno, fra virgolette, cultura. Chi si vuole impegnare realmente in politica sono pochissimi, diciamo meno di una mano. E io penso che quest'anno, nel 2018, avremo delle grandi novità. Noi come Patria Furlane ci stiamo attivando per mettere assieme, però ricordiamoci, non è sempre possibile mettere assieme tutti. Bisogna fare una cosa omogenea ma che poi funzioni, perché non vogliamo fare come la signora Raggi che arriva al municipio e poi dice cosa faccio adesso. Se promettiamo bisogna sapere anche mantenere. Questo è importantissimo, altrimenti è meglio non parlare più di Friuli. Noi invece ci crediamo come molti altri e lavoreremo in questa direzione, direttore. Luigi Gambellini, Patria Friulane, grazie. Permetta solo che faccio gli auguri a tutti quanti, in particolare a chi ha perso il lavoro, chi è da solo e chi sta soffrendo. Ecco, buon Natale a tutti. Grazie a Luigi Gambellini, grazie anche a...